cammino delle colline del Prosecco si snoda fra Vidor e Vittorio Veneto per una lunghezza di 51 km con un dislivello positivo di 2265 metri. È un percorso diviso in 4 tappe, quasi sempre sul Fitto di Creste, con panorama sulle terrazzate colline dove viene prodotto il famoso vino frizzante, il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. La prima tappa parte dal municipio di Vidor, Treviso, ed arriva nella piazza di Col San Martino, con una distanza di 11,7 km, una quota massima raggiunta di 451 metri sul livello del mare ed un dislivello positivo di 285 metri totali.
Nonostante non sia un percorso difficile, richiede però allenamento ed adeguate calzature, in quanto molti tratti sono in cresta o boschi con discese ripide. Nella descrizione del video ci sono i link per il sito del cammino, con mappe interattive e tracce GPS. L'ideatore di questo cammino, lo scrittore Giovanni Carraro, ha pubblicato una guida con la descrizione del percorso arricchita di varianti e annotazioni storico-paesaggistiche che le rendono un valido aiuto a chi vuole approfondire la storia e le vicende legate al percorso. Il cammino è consigliato nei mesi di ottobre e novembre, in cui l'attività della vendemmia è finita ed i luoghi sono tranquilli. Si possono oltretutto godere i colori autunnali. È sconsigliato in tarda primavera ed estate per l'attività di irrorazione dei vigneti con anticritogamici. Dopo aver superato il sentiero in cresta fra San Martino e Soligo, chiamato Sentiero delle Vedette, il percorso arriva in località Collagù, per scendere poi verso Premaor e Follina, da non perdere il santuario con le spoglie di Sant'Emilio e Santa Florida. Termina a Follina la seconda tappa del cammino delle colline del Prosecco e questo è il primo video sul percorso. Se i nostri video vi piacciono, non esitate a supportare il canale con la vostra iscrizione ed un commento ed un like. A presto il video con la terza e la quarta tappa, con riprese spettacolari.